Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah, I'm floating around in Buongiorno, donna Concetta. Buongiorno, Raffaele. Come va? E come dai? Mi è venuto proprio lo sconforto. Ah, il collo storto. Mi è venuto proprio lo sconforto. Ah, e che lo dite a fare? Io so tutto. Ma capita sapere. Io sono una povera martire. O cielo mi ha voluto castigare con un marito che non ha saputo e non ha voluto mai fare niente. E non fetente? No. Raffaele, non ha voluto mai fare niente. Niente. In 25 anni di matrimonio mi ha distrutto, mi ha ridotto uno straccio. Io non lo saccio, Mi ha ridotto uno straccio. Non straccio. Ma io a mia moglie lo diciamo sempre. Voi dovete nascere con i pantaloni. Adesso avete detto una cosa santa. Ma aprite un po' che se è possibile che non ma che l'età, si mette a fuoco presepa. A Rovano. Bello. So chiudo per la ricevere, Lucari, ma che fai a fare sto presepe? Certo. Capirete, noi non abbiamo bambini, mi sembra una spesa e un perditempo inutile. Sapete che mi ha risposto? Lo faccio per me, ci voglio scherzare io. Che ne volete sperare? Adesso è uscito. Come correva, l'ho visto. Sì, è andato a San Biagio dei Librari a comprare certi pastori che si sono rotti. Ah, fino a San Biagio per vendere i peperoni cotti. Oh Raffaele, ma chi va misa a voi a fuoco portiere? Vostro marito. Chi non ne capisce assai, i portieri, i presepe. È andato a prendere i pastori che si sono rotti. I pastori rotti. Ma voi, donna Concetta, potete stare nella pace degli angeli. Vostra figlia si è maritata bene. Un masino gli dà qualche pensiero. Ma per carità, un Raffaele, chi è giovanotto? Gioca all'otto. Non ce la faccio. Un Raffaele, è giovanotto! Giovanotto, giovane. Per carità, fosse tutto per chi lo voglio. Si capisce, fa qualche pazzaria, sì signore, d'accordo, ma è l'età. Tutto è perdonabile. Un Raffaele mi bello, vuoi che sta casa è uno, è mio marito. Che ci volete fare? Ci vuole pazienza. Ma per Natale vostra figlia sta con voi. Si capisce, più tardi viene insieme al marito. È partito. Non ce la faccio. Viene insieme al marito! Ho capito, insieme al marito. Con tanta salute, con 30 anni e tanta salute, Grazie, nonna Concetta. grazie. A proposito, ma siete rimasta contenta di Capitoli? Sì, bella assai. A me veramente mi fanno schifo, ma a Lucariella le piacciono e perciò c'è catta. Vabbè. Nonna Concetta, io me ne vado. Tanti auguri, buon Natale. Se avete bisogno di me, chiamatemi, a esposizione. Grazie, arrivederci. Ma basta, ma mi sono stancato, sta storia è da finire. Che è stato un Che ha da essere, donna Concetta, che ha da essere? Sono sparite altre 5 lire, Ma che vado a rubare? Io mi cieco tutti i giorni dentro un bancolotto, ma stavolta lo trovo, Mariolo, lo trovo. Ha già fatto un segno su tutti i soldi, trovo. A 5 lire che la croce in coppa mi faccio attaccare per pazzo. Un basca, ma chi volevano che si pigliava sta 5 lire a vostra? Questi sono serviziali che fa Nennillo. Non cominciamo con Nannilla, perché Nannilla renare in sta casa non ne tocca. Non ne tocca. Quante volte l'ho visto che metteva le sue mani nel mio giacchetto? E vabbè, che lo ragazzo cerco spaghe per pazziare con lo strummola. Strumolo, ieri che ha confessato che si è venduto le scarpe e il cappotto? Beh, quella è stata una combinazione. Oh, me la chiamate combinazione? Ma no, un basca come volete voi. Come volete voi, donna Concetta. Io ero un brigante, lo difendete pure, ma vi pare, io sono un zio. È figlio di mio fratello, lo posso pure male. Sei Vittorio? Oh, là, un bello mobile, Vieni. Te ne stai un altro poco con me e poi te ne vai. Mamma, che sta Vittorio, l'amico mio. Mi fa tanto piacere. Buonasera e buonasera, zio Pasquali, buonasera. Buonasera e buon Natale. Grazie, pure a voi. E grazie di cosa? Voi siete il mio nipote prediletto, meritate tutte le fortune, Buonasera e buon Natale.
Tu ti sei pigliate 5 lire sopra la colonna e te l'hai negato. E io quando mai? Io non mangio pigliato niente, non mangio pigliato. Puta la 5 lire o Sant'Ossico Natale. Ma guardate se è cosa che debba essere offeso davanti agli amici, debba essere offeso. Ah, mamma! Mamma! Ma dicendo che mangio pigliata a 5 lire. Guarda, ma che tasca della madre va a frugare? È basta. mia che fai la guaglia, sa? Non bascai, ma mi pare che potessero pure fornire, Mi facete chiagnere che lacrima sta creatura. Solo tua madre si può commuovere a questo pianto di sciacallo. Sputa la 5 lire. Beh, senti, una volta Che fa? E notte, mentre dormi, vengo in da camera Che tu, fa? e t'appenna, chi se ne minaccia pure? t'appenna. Portami rispetto, Sputa la 5 lire. Non la tengo. Non basca, ma in da camera, avete visto in da Ma camera? non c'hai oggi fatta la camera spingola. Non è vero? È sotto l'olietta, avete visto sotto l'olietta? Oggi guardate, ma vi voglio fare contenta, vado in da camera e sposti i mobili da vicino. No, però ci andiamo insieme. E perché se trovo la 5 lire dico che non l'ho trovata? Non lo so, ma io devo essere presente. E beh, se trova 5 lire, giuro un coppa all'anima santa, dice